La trattativa del Cagliari per Rajan Nainggolan sembra quasi definitivamente conclusa. Il ninja non si è allenato alla Pinetina con i compagni ed il suo agente Alessandro Beltrami starebbe definendo gli ultimi dettagli con il presidente Giulini e l'Inter. L'affare dovrebbe chiudersi a breve e Nainggolan potrebbe raggiungere immediatamente Cagliari per le visite mediche. Il futuro del centrocampista sembra quindi collegato al club rossoblù, almeno per la stagione 2019-2020. In seguito il giocatore tornerà all'Inter, squadra con cui è contrattualmente legato fino al 2022. Paulo Dybala, nome messo sul mercato dalla Juventus, potrebbe vedersi arrivare una sanzione a 7 cifre. Ciò che forse gli porterà problemi sono i suoi diritti d'immagine. Tutto inizia nel 2016, quando Paulo Dybala cede i propri diritti d'immagine alla società maltese Star Image tramite un contratto decennale. Nell'agosto del 2017, però, il calciatore rescinde il contratto, cosa ritenuta inaccettabile dalla società. Ora la Star Image ha deciso di chiedere un risarcimento, si parla di una cifra vicina ai 40 milioni. La somma potrebbe influenzare anche il futuro del giocatore. I diritti d'immagine infatti hanno solitamente un ruolo chiave nei contratti con i grandi club. Le polemiche intorno alla non presenza di Cristiano Ronaldo nella gara amichevole contro il Team Korean League continuano e non sembrano intenzionate a fermarsi. Da contratto avrebbe dovuto giocare almeno 45 minuti, peccato però che il portoghese quella partita l'abbia vista interamente dalla panchina. Sarri lo ha risparmiato per un affaticamento muscolare, come si è affrettato a spiegare alla stampa poco dopo il 3-3 finale, ma gli organizzatori dell'evento non l'hanno presa benissimo. I tifosi presenti allo stadio hanno cominciato a chiedere il rimborso del biglietto perché delusi dalla mancata partecipazione del loro beniamino e adesso, secondo quanto raccolto da AS e dal Mondo Deportivo, sarebbe entrata in gioco addirittura la polizia coreana che starebbe vagliando una denuncia per frode presentata da un avvocato di LKB e Partners nei confronti dell'agenzia dell'evento, De Fasta, di CR7 e della Juventus. Il Betis Siviglia sogna in grande. Dopo aver acquistato il campione del mondo Nabil Fekir, il club andaluso ha puntato Arek Milik del Napoli. Secondo quanto riportato dall'Estadio Deportivo, Aurelio De Laurentiis, patron dei partenopei, lo valuta a 60 milioni di euro e non ha intenzione di scendere al di sotto di questa richiesta, ma il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 è congelato per le elevate richieste del giocatore e la volontà di poter far cassa vendendolo esiste. E come? Il Napoli insiste sempre per poter portare ad Ancelotti James Rodriguez e continua a monitorare la situazione Icardi e tra l'altro non molla neanche la pista Lozano.